Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola pillola del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di quelli che incominciano a investire o ad assicurarsi. Qui il vostro maledetto ha qualcosa da dire di importante, ma prima di fare questo il vostro maledetto vi consiglia di iscrivervi al canale di Ildegarda, al canale del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove in Face abbiamo un gruppo che sta crescendo, siamo 1480, si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia e Dermetismo. È gratis, iscrivetevi, fatevi un regalo. Il link sono sotto qui in descrizione. In più ci abbiamo anche i casti sacerdotali, sempre in Face, e abbiamo dal 2015, cioè il Marietto Veneziano ha fondato dal 2015 un sito che ormai è un punto di riferimento per il panorama italiano radionico radiestesico. Ci sono 20 ebook fatti da vostro Marietta dal 2015, cioè io l'ho fatti dal 2012, ma poi diciamo che gratuitamente l'ho pubblicati dal 2015 in avanti. Ne hanno scaricati più di 150.000 e il vostro Marietta ha donato all'umanità quasi 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiestesici con tanto di istruzioni. In più con il De Garda, il Marietta Veneziano ha un shop nel proprio sito, che vi ricordo sempre i link sono sotto qui in descrizione per chi vuole raggiungere, con dei prodotti esoterici di alta qualità. Questo amuleto, ad esempio, costa 150 euro più 10 euro di spese. Bene, partiamo subito a parlare un po' di un discorso molto pragmatico, no? La gente a un certo punto della propria vita deve fare delle assicurazioni o deve fare degli investimenti, ha dei piccoli risparmi, a un certo punto si sveglia la mattina, vede che in banca praticamente non gli danno più niente di interessi e cerca un bravo broker, no? Ma anche un bravo assicuratore, perché certamente per andare in giro per vivere bisogna avere delle assicurazioni che siano all'altezza della situazione. Io vi faccio un esempio di qualche anno fa. Nel 1999 praticamente il vostro maledetto aveva iniziato una scuola per imparare a fare il broker e mi ero reso conto che ci sono certe clausole legali che praticamente una società, ad esempio molto blasonata, molto conosciuta, fa pagare di più per il semplice fatto che ci sono dei costi occulti di pubblicità, di marketing che chiaramente li paga come si dice, il committente finale, no? Quindi a parità di prezzo o diciamo parità di qualità di prodotto c'erano dei prezzi gonfiati proprio perché alla fine l'utente doveva pagare, il committente doveva pagare la pubblicità, no? Che c'era la TV a destra e a sinistra. E io mi ricordo che un giorno avevo incontrato una mia ex studentessa di informatica, gli avevo proposto una indagine, un controllo del suo piano finanziario e lei mi aveva detto cosa pagava addirittura di assicurazioni e tante altre belle cose. Morale della favola, è successo che quella sera che dovevo andare a casa sua a fargli un'analisi finanziaria, mi telefona e mi dice: No, guarda, non venire perché il mio ragazzo ha un'assicurazione che hanno tutti i suoi amici del bar, non lo vuole cambiare. Io gli avevo calcolato che a parità di prezzo avrebbe speso qualcosa come 600 euro di meno, avendo lo stesso prodotto finanziario, nel senso le stesse qualità, no? Solo che non pagava la pubblicità che pagava indirettamente con l'assicurazione. Morale della favola, poi non l'ho più sentita. Io poi chiaramente per me era importante imparare cosa voleva dire essere un broker e poi mi sono allontanato da questo mondo qui perché avevo visto cose che sarebbero successe. 20 anni, no, 15 anni dopo, no, perché stiamo parlando del 2000, io l'ho incontrato, scusa, no, scusate, 9 anni dopo, io l'ho incontrato nel 2009 e io gli avevo proposto nel 99 un'indagine finanziaria. La rincontro, io ero seduto in un bar, no? Ero seduto in un bar e vedo una persona che si avvicina a me con due stampelle, con la faccia un pochettino deformata. Mi saluta e mi dice: Marietto, sono io. Io non la riconoscevo per il semplice fatto che quando l'ho vista 9 anni prima era totalmente diversa. Gli chiedo: Ma cosa ti è successo? E quest'estate sono andato in vacanza con il mio nuovo fidanzato, perché quello che gli dava le dritte finanziarie lui aveva scaricato lei, no? E abbiamo fatto un incidente
E purtroppo adesso sto rifacendo la dentatura, purtroppo quel consulente finanziario che ci aveva proposto l'assicurazione non aveva incluso certe coperture assicurative per l'incidente, adesso mi tocca pagare di tasca mia. A quel punto lì lei mi dice, guarda, visto che tu eri bravo, sarai bravo ancora, vieni a casa mia a ripropormi adesso. Io chiaramente dopo 9 anni avevo già preso altre strade e altri cammini e altri indirizzi, no? E quindi gli ho detto, no, guarda, mi dispiace, dovevi essere attenta 9 anni fa, adesso dovrai spendere e pagare di tasca tua tantissimi soldi perché insomma era andato giù per un burrone i costi di riprendersi la macchina all'estero, ma quel viaggio lì con la macchina nuova gli è costato praticamente una cosa indicibile. Questo per dirvi che quando fate e vi fate consigliare a livello legale o anche a livello assicurativo dei prodotti finanziari o delle assicurazioni o dei prodotti appunto bancari, dovete sempre fare un'indagine a cote, oltre che perché entrate in una banca con un grande nome risonante, perché voi dovete capire che ci sono gli ordini di scuderia che se dicono di vendere un pacco, no? Purtroppo il broker è costretto a vendere il pacco. Quando invece voi andate da un broker che ha le qualità, le conoscenze, le competenze, vi vende sicuramente, vi propone sicuramente un prodotto di alta qualità, perché è nel suo interesse che il cliente sia contento. Quindi perché vi dico questo? Perché purtroppo periodicamente incontro persone che mi contattano e mi chiedono se hanno fatto bene a investire qua, investire là. E con l'indagine del pendolino salta subito fuori che queste persone avranno dei grandissimi problemi non avere gli interessi promessi, ritirare fuori i soldi che hanno investito. Molto probabilmente molte persone li hanno già persi dal momento che glieli danno. Quindi, cari miei, mi raccomando, sempre una bella stesa di Sibille, un'indagine con le Sibille, e sempre una bella indagine radionica, radiostesica, prima di fare il passo più lungo della gamba. Quella ragazza là si è dovuta ripagare tutto il problema della mascella, si è dovuto ripagare alcuni servizi che il broker non gli aveva fatto, non aveva incluso nella sua assicurazione. E questo è quanto. Questa è una delle tante di persone che ritornano a bussare alla porta del marietto, chiedono aiuto, ma ormai il danno è fatto e le vacche sono scappate dalla strada. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.